Dal latino canipa o caniba, posta nell'estremo lembo del Friuli occidentale, sorge ai piedi delle Prealpi Carniche, a 57 metri sul livello del mare. Il comune abbraccia un'area di 42 km² e comprende, oltre all'omonimo capoluogo, anche le frazioni di Sarone, Stevenà, Fratta e Fiaschetti, e conta una popolazione di 6.300 abitanti. Le prime tracce di insediamenti umani sul suo territorio risalgono ad oltre 2000 anni a.C. Numerosi reperti ceramici e fossili testimoniano la presenza di un grosso villaggio palafitticolo presso le sorgenti del fiume Livenza, in località Palù. Altri ritrovamenti, l'urna cineraria ed i bronzetti votivi, venuti alla luce a Stevenà, confermano come l'intera zona fosse assai frequentata già parecchi secoli prima dell'era cristiana. Di epoca romana, oltre al nome del capoluogo Caneva, letteralmente deposito di viveri e munizioni per comodo dei soldati romani, anche alcuni resti di insediamenti abitativi sparsi in tutta la zona di pianura. È solo poco prima dell'anno 1000, però, che la popolazione locale, spinta anche dalle quasi quotidiane incursioni delle genti barbare, si raccoglie sul colle del castello e, attorno alla torre originaria, erige una serie di strutture, prima fra tutte la chiesetta dedicata al Santissimo Salvatore, dando così origine al borgo. Il nome di Caneva compare tuttavia per la prima volta in un documento scritto, solo nel 1034, in occasione della donazione di un vasto territorio del Friuli occidentale effettuata dall'imperatore Corrado II a favore del patriarca di Aquileia, Poppo. Da allora e fino al 2 maggio 1411, Caneva vive il suo periodo di massimo splendore, anche se costellato da numerosi e gravi eventi bellici. I patriarchi aquileiesi, infatti, allo scopo di mantenere sempre munito e difeso il loro territorio, nella sua parte occidentale, ampliano e fortificano la roccaforte posta sulla sommità del Col de Fer, mantenendo per essa sempre un occhio di particolare riguardo, anche in occasione delle numerosissime guerre ed invasioni succedutesi nei primi 4 secoli dopo il 1000. Terminato il periodo patriarcale, Caneva diviene parte integrante della Repubblica di Venezia e fino al 1797 vive in un oscuro anonimato, interrotto solo saltuariamente da fatti più o meno rilevanti. La fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX registrano l'occupazione del territorio da parte dei francesi di Napoleone prima e l'aggregazione all'impero austro-ungarico poi, fino alla definitiva annessione al Regno d'Italia, 1866. Nel frattempo, cessate le invasioni e le devastazioni, la popolazione, racchiusa entro le mura del castello, inizia a trasferirsi ai piedi dei colli sottostanti al fine di poter meglio dedicarsi all'agricoltura ed all'allevamento, dando così origine ai numerosi borghi, ancora oggi parte significativa del contesto canevese. Anche se la comunità di Caneva non occupa un particolare rilievo nelle guide turistiche e nei dépliants promozionali, pur tuttavia per un turista esigente ed amante della tranquillità e della quiete, davvero non mancano le occasioni per ammirare luoghi interessanti e suggestivi. La foresta del Cansiglio, ricca di abeti e faggi, è considerata, non a torto, uno dei boschi più importanti d'Italia.
Ai margini di questo altopiano si estende una verde fascia di pascoli, costellata da numerose malghe, dove è ancora possibile trovare dei prodotti genuini e naturali. Le zone umide del Palù e delle sorgenti del Livenza, l'oasi verde del Colle di San Martino e l'area racchiusa entro la cinta murata del castello di Caneva, dalla quale è possibile ammirare tutta la pianura friulana e veneta, costituiscono delle situazioni di significativo interesse paesaggistico. Nel settore artistico meritano un'attenta visita l'Arcipretale di Caneva, iniziata nel 1822, con dipinti di Francesco da Milano, Giovanni de Min ed Antonio Zago. La parrocchiale di Sarone, con un crocifisso ligneo del XV secolo ed una tavoletta di Francesco da Milano. La chiesa di Fratta, con la pala dell'altare centrale, sempre dell'artista lombardo, e, soprattutto, l'antica chiesa del castello. La costruzione, sorta qualche anno prima del 1000, è stata più volte rifatta e modificata. L'attuale struttura, del XIV-XV secolo, conserva al suo interno interessanti affreschi di notevole importanza, solo da poco oggetto di studio. Degne di nota, infine, la Villa Rupolo, caratteristica per la sua particolare forma, e le ville Zancaner, Lucchese, Carli, Frova, Darré, Bellavittis e Chiapp, splendidi esempi di ville signorili di campagna.
La comunità di Caneva, che fino agli anni 60 era prevalentemente dedita all'attività agricola, negli ultimi anni si è dedicata a numerose attività artigianali ed industriali. Le aziende che operano nel settore dell'edilizia, della lavorazione del legno, della carta, del tessuto, dei marmi e dei prodotti alimentari hanno, in molti casi, soppiantato l'impresa agricola. Da segnalare, in modo particolare, anche l'attività estrattiva, carbonato di calcio, pietra e materiale lapideo, che occupa con l'indotto numerose forze lavoro. Nel settore agricolo, accanto alle aziende per la lavorazione del latte di Caneva e Fiaschetti, un ruolo primario è occupato dalla viticoltura. Da sempre i vini prodotti sui colli canevesi hanno goduto di notevole fama e popolarità, grazie alla tradizionale bontà e genuinità. In questo territorio avrebbero avuto origine il Verdiso, il Marzemino ed il celeberrimo Piccolit. Caneva annovera tra i suoi figli anche celebrati personaggi nei diversi campi della cultura e dell'arte, particolarmente distintisi in questi due ultimi secoli. Giovanni De Marchi e Francesco Giambattista Lucchese, entrambi di Stevenà, autori di apprezzate raccolte di poesie in vernacolo canevese. Domenico Mazzoni, il pittore delle pecore, della scuola del Molmenti. Enrico Chiaradia, scultore ed autore della statua equestre del monumento a Vittorio Emanuele II, collocata a Roma presso l'Altare della Patria, e l'architetto Domenico Rupolo, insigne progettista di monumentali edifici di culto e di opere significative in Italia e all'estero. Sono solo alcuni fra i personaggi che hanno dato lustro alla comunità canevese. La laboriosità e lo spirito associativo dei canevesi, quasi una cinquantina sono le associazioni ed i gruppi culturali che operano nel tessuto locale, seppure a vari livelli, rendono possibile lo svolgimento di attività e manifestazioni a ritmo quasi quotidiano. In questo contesto non possiamo tuttavia dimenticare i meriti e le affermazioni, anche a livello internazionale, del gruppo sportivo Caneva, prima società in Italia nel settore del ciclismo. La innata passione dei canevesi per questa particolare disciplina ha anche fatto sì che, presso l'auditorium comunale, sorgesse uno dei pochi, se non l'unico, museo in Italia, dedicato allo sport in generale ed al ciclismo in particolare. Significativa anche la presenza, nel tessuto locale, del Tennis Club Caneva, che conta centinaia di aderenti, e delle due società calcistiche di Caneva e Saroni, da decenni impegnate nella promozione umana e sociale dei giovani. Ogni paese, poi, in occasione della festa patronale, organizza una serie di iniziative tendenti alla valorizzazione delle specifiche caratteristiche locali. Di particolare rilievo la tradizionale mostra mercato bovina, che si svolge a Fiaschetti, che si tiene il 1° maggio. Un ruolo tutto particolare riveste infine la mostra dei vini tipici canevesi, che si tiene nelle ultime 2 domeniche di luglio presso la rocca del Castello di Caneva. Questa è Caneva, con la sua storia, con il suo passato, nel quale vuole indagare alla ricerca di una propria specifica identità. Chi rinuncia alla sua storia, rinuncia al suo futuro. È stato scritto. Ed è proprio il futuro che interessa a Caneva.
un futuro tutto da scoprire e da inventare, per continuare ad essere protagonista nel contesto locale, europeo e mondiale.